Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Iniziamo questo nostro telegiornale con la cronaca giudiziaria. Assolto, ma dovrà comunque scontare 30 anni in una REMS, una struttura per le persone malate di mente colpevoli di reati. Questa è la decisione del Tribunale di Trieste nei confronti dell'assassino dei Figli delle Stelle, il cittadino dominicano Augusto Meran. Sentiamo tutto nel primo servizio a cura di Andrea Pierini. Assolve Stefano Meran. Incapace di intendere volere, Augusto Stefan Meran, quando in questura per un semplice controllo ha sfilato la pistola di Pierluigi Rotta sparando e uccidendo lui e il collega Matteo De Menego e poi provando ad uccidere almeno altri 3 poliziotti, non era capace di intendere volere. La corte d'assise presieduta dal giudice Enzo Truncellitto ha comunque condannato il cittadino dominicano a 30 anni in una REMS, una struttura per persone che hanno disturbi mentali, come certificato per Meran dall'ultima perizia. È una vergogna. È un processo vergognoso e un verdetto vergognoso. Mi vergogno di essere italiano. Il fratello di Matteo De Menego ha avuto uno scatto d'ira quando sono usciti dall'aula gli avvocati difensori di Meran, Paolo e Alice Bevilacqua, mentre un amico ha urlato verso la PM Federica Riolino e il procuratore Antonio De Nicolo, rei, secondo lui, di non aver chiesto la condanna ma di aver chiesto l'assoluzione per vizio totale di mente sulla base della perizia del professor Stefano Ferracuti. Questo è ciò che gli elementi processuali portavano a ritenere. Non è che io sia soddisfattissimo evidentemente, perché mi rendo conto che questa è una tragedia che termina con una decisione che lascia parecchio amaro in bocca su tanti, ma questa è la conclusione necessitata delle norme che abbiamo. La PM ha parlato comunque di una scelta dolorosa, rabbia dei sindacati di polizia, tutti, e resta poi il dolore per i Figli delle Stelle. Buonanotte, buonanotte. Ciao. Lo psichiatra Peppe Dell'Acqua critica pesantemente la decisione del Tribunale di Trieste di non condannare al carcere Meran. Andava trattato come una persona normale e in carcere doveva avere un percorso di cura. Meran è stato prosciolto in base a una sentenza che ha tenuto conto della sentenza del giudice istruttore e della difesa, che ha scelto una strada che ha portato avanti questo perito romano della totale infermità. Potrei dire per brevità e per farmi capire che questa sentenza, così come è stata fatta qui oggi a Trieste, e sottolineo a Trieste, poteva essere fatta nel 1935. 4-5 anni dopo il codice Rocco, il codice fascista di procedura penale. Questo tipo di sentenza non fanno altro che riprodurre stereotipi, stigma e ledere pesantemente il diritto dei cittadini alla riabilitazione e alla cura, fermo restando l'orrore del reato. Non parlo di questo. Quindi è una sentenza assolutamente che ci porta indietro di anni, ma purtroppo sentenze di questo genere accadono in tutto il paese, malgrado ci sia stato nel 2015 una legge dello Stato che abolisce gli OPG e invita i magistrati a tener conto di quello che oggi si può e si deve fare nel giudicare una persona che ha commesso un reato e che è affetta da un disturbo mentale. Voltiamo pagina, inaugurati oggi i nuovi moderni spazi formativi a Feletto Umberto del Malignani Istituto Tecnico Superiore, una nuova sfida per l'alta formazione. Sentiamo. Una bella risposta di crescita da parte degli ITS grazie al sostegno di tutto il territorio. I nostri laboratori sono aggiornatissimi, ma questo è dovuto alla forza con cui le aziende ci mostrano la direzione in cui muoverci e con cui ci sostengono anche concretamente. È un appello, questo importante, che io rivolgo a tutto il territorio, perché la nostra forza è la forza del territorio. Giovani che trovano subito l'impiego, giovani che cominciano a capire anche il valore di questi istituti. Giovani che trovano impiego di qualità, ma soprattutto impiego di soddisfazione. E credetemi, vedere i ragazzi che con passione programmano e parlano con i loro docenti come fossero dei professionisti è per me, che vengo dal mondo della scuola, un traguardo importante. La Regione finanzia in maniera importante gli ITS perché crede in un sistema di formazione dei tecnici superiori che porterà l'Italia a livello europeo.
C'è bisogno di questo tipo di formazione, ancora di più in un momento come questo in cui il calo demografico ci mette davanti a delle scelte importanti rispetto al futuro dei ragazzi. Gli stessi ITS vivono però nel limbo in attesa del provvedimento di riforma che prevede per il loro sviluppo uno stanziamento di 1.500 milioni di euro in Italia a fondo perduto dal 2022 al 2026 per aumentare il numero degli iscritti e potenziarne le strutture. L'approvazione è attesa a gennaio, ma viaggia ancora il provvedimento tra le aule del Parlamento. Sentiamo il presidente del MIZ, Gianpietro Benedetti. Presidente, l'Italia scommette sugli ITS? A parole sì. Draghi ha detto all'inizio del suo mandato che avrebbe scommesso. C'è stato un continuiamo, i fatti lo dimostrano anche con questa inaugurazione, però attendiamo che le istituzioni e governo finalmente finiscono le leggi in discussione, che dovevano essere fatte per gennaio, le stanno ancora discutendo e quindi per ora parole, ci vogliono più fatti come al solito. Comunque ce la faremo. ITS però sono una risposta alla mancanza di personale specializzato. Sì, non sufficiente, il nostro programma, l'obiettivo è di arrivare a 600 allievi nell'insieme per il MIZ e l'ITS del Friuli. Possono università, scuole superiori, ITS collaborare insieme? Stiamo lavorando anche con l'Università di Udine, stiamo puntando ai 2+1, cioè per i diplomati engineer attraverso l'ITS che finisce il terzo anno per chi lo vuole all'università. È il famoso diplomata engineer tedesco ed è simpatico notare che gran parte delle società tedesche hanno nei consigli di amministrazione diplomati engineers, che significa competenza e saper fare. Lo stesso Benedetti, in qualità di presidente del gruppo Danieli, è intervenuto poi a margine dell'inaugurazione per parlare del nuovo investimento Danieli nell'Ausa Corno di San Giorgio di Nogaro. Un investimento, avverte, che sarà possibile solo se ci saranno finanziamenti al porto e se verranno risolti i dragaggi. Abbiamo optato su San Giorgio per via della disponibilità di un terreno ideale come spazi che non ha vincoli e di conseguenza permette di progettare gli impianti razionalmente. Progettazione di una siderurgia green che sarà esempio anche europeo. È chiaro che San Giorgio, il PNRR, abbiamo chiesto con estrema umiltà alla Regione il PNRR per il porto, che sarebbe ora, l'iniziativa avrà seguito con il porto e ovviamente il dragaggio per arrivare con navi almeno da 20.000 tonnellate. Io credo che con la collaborazione di tutti, cercando di fare le cose come vanno fatte, rispettando le regole vanno rispettate, le regole sintetiche, non burocratiche, la cosa si possa fare nel rispetto di tutti. Celebrati ieri sera a Gemona i 46 anni dal terremoto in Friuli, i valori della ricostruzione e della solidarietà rivivono ancora oggi, sono un modello che ha aiutato il territorio a risollevarsi anche durante la pandemia, ha detto il presidente della regione Massimiliano Federiga. Sentiamo. Gli anni di pandemia e la capacità di ripresa di questo territorio ci ha fatto vedere che l'esperienza del terremoto e della ricostruzione, che è un esempio internazionale, di comunità, di capacità di ricostruirsi e di ricostruire la comunità, è stata confermata anche durante la pandemia. I numeri che oggi vediamo in Friuli Venezia Giulia sono frutto dell'intera regione, degli interi protagonisti della regione, dall'impresa ai lavoratori, ai volontari, ovviamente alla parte sanitaria, che si sono mossi e sono riusciti a ridare una prospettiva. Assessore Zilli, cosa ci ha insegnato questa grande tragedia? Beh, il valore della solidarietà e il grande valore del lavoro che è insito nel popolo friulano, che abbiamo esportato prima nel mondo come migranti, che abbiamo esportato dopo il terremoto nel mondo con il modello Friuli. Questo fare dov'era e com'era, rifare le nostre case, le nostre chiese, le nostre fabbriche secondo la logica e la conseguenza voluta e suggerita dal monito di Monsignor Battisti. Oggi siamo qui per dire che a 46 anni da quella tragedia il Friuli ha imparato la lezione. Vicepresidente Riccardi, è qui che è nato il modello della protezione civile in Friuli,
46 anni fa. Dentro questa giornata e dentro questo ricordo ci sono tante cose, tante storie. È sicuramente un pezzo di storia di questa terra, nel ricordo delle persone che sono mancate e di quel modello che tutti ci riconoscono. Torna dopo la pandemia la Donata degli Alpini, migliaia le penne nere friulane presenti in questi giorni a Rimini. Domani la sfilata e il passaggio di consegne a Udine. Sentiamo le interviste realizzate dal nostro inviato Daniele Paroni. Siamo in via Flaminia ed eccoli qua, uno è un gruppo dei tanti friulani che sono arrivati qui per la Donata di Rimini. Da dove arrivate? Noi da Udine, Passons. Coro? Coro Alpini Passons. Siamo una ventina di coristi. Questo è un nostro corista che viene da Tarcento, lui viene da Giuliano, Giancarlo viene da Butrio, Adelio viene da Santa Maria di Lestizza, poi abbiamo Francesco che è il nostro secondo maestro, Francesco Tibaldeschi. E ci sono anche delle donne però. Sì, sono le mogli, due mogli, mia moglie Laura. Quelle che portano da bere? Sì, ecco, poi c'è Pippo di Bertiolo, Guirco di Bertiolo. Da dove arrivate? Santo Stefano di Cadore. Ho capito. Santo Stefano, Belluno, e questi sono due nostri amici che arrivano da Abitiamo a 8 chilometri da Sappada. Quando siete arrivati? Siamo arrivati qua alle 4. Stamattina siamo andati a dormire però alle ore 4:00. Una grossa soddisfazione degli amici che avevamo in giro. Bellissimo. State facendo le prove generali per Udine il prossimo? Noi facciamo questi miei amici, stiamo facendo le prove per venire di là, anche perché di là sappiamo la gente che troviamo. I Valli del Natisone hanno accolto il Presidente della Repubblica Slovena, Borut Pahor, che ha incontrato a Grimacco i principali rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni slovene della nostra regione. Sentiamo. Creare un'area comune economica e culturale tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia è la proposta che il Presidente della Repubblica Slovena, Borut Pahor, ha annunciato nel corso della sua visita a Grimacco nelle valli del Natisone. Un'idea, ha detto il capo dello Stato transfrontaliero, che ci ha garantito 80 anni di pace e che dobbiamo continuare a coltivare perché assicura alle giovani generazioni di vivere in un mondo aperto, democratico e di convivenza tra popoli. Pahor ha incontrato le autorità locali, con in testa la senatrice Tatiana Roic e i rappresentanti di quelle organizzazioni che si spendono ogni giorno per tutelare la minoranza slovena in Italia. Le organizzazioni culturali slovene sono presenti su tutto il territorio, da Tarvisio a Resia, alle valli del Torre, del Natisone e del Udrio. È un'azione quotidiana per conservare le nostre parlate, la nostra lingua, le nostre tradizioni. Problemi dal punto di vista economico sono evidenti qui nelle nostre valli, specialmente nei paesi di montagna. Sotto questo aspetto è stato anche ricordato la necessità di una collaborazione trasfrontaliera tra le nostre valli e le valli dell'Isonzo. Questa era anche l'ultima notizia, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con il nostro telegiornale che ci sarà alle ore 17 per consentire poi la diretta della partita dell'Udinese. Grazie, arrivederci.